Allora riprendiamo, si accomodi pure. Grazie, Presidente. Prego. Senta, per venire ad altre cene, direttore, lei ricorda se ad altre cene ha partecipato insieme a lei ad Arcore tale Imane Fadil? Come, scusi? E se a delle No, cene... non ho capito il nome. Imane Fadil. Ah, Imane come no? Sì. Beh, benissimo, la conosco bene. Ecco, era una sua amica, l'ha conosciuta lì, l'ha portata lei ad Arcore? No, è arrivata anche lei attraverso le mora. Poi con lei ho mantenuto un rapporto di cortesia, qualche volta, perché succedeva che tante volte, poiché io ero prima ad andare via, mi capitava di accompagnare quella che tornava a Milano. E in genere poi io le accompagnavo fino a Piazzale Loreto, lì mi fermava all'edicola, pagavo il taxi per chi doveva proseguire. E mamma era una di quelle con le quali, devo dire la verità, io ho anche simpatizzato, nel senso migliore della parola. Era simpatica, era diventata un po' personaggio, perché era una grande esperta di calcio, ma vero, cioè vuol dire, lei sapeva il terzino, questo, quell'altro, del Cagliari, delle cose eccetera. L'ho conosciuta, ecco, avendo avuto sempre con lei un rapporto di massimo rispetto, come con tutto del resto. E l'avevo anche inserita, con i miei precedenti avvocati, nell'elenco dei testimoni a difesa. Io l'ho rincontrata... La domanda qual è? Perché che l'abbia conosciuta, l'abbia visto più volte, l'abbiamo compreso. Sì, si pone la domanda. Lei però mi stava rispondendo, nel senso che io gli ho chiesto poi se aveva chi la invitava, e mi ha risposto Lele Mora. Adesso mi sembrava che stesse finendo di rispondere sui suoi rapporti con Imane Fadil. In generale, quali sono i suoi rapporti? Sì. E quindi che faccio? Risponda, prego. Buoni, ci sembra di capire, perso. che ha simpatizzato, quindi aveva dei buoni rapporti. Sì. Allora, Ma era sorta un'amicizia, questo forse vuole sapere l'avvocato Ghidini? Beh, amicizia, non da andarci a cena, però la incontravo. Una simpatia. Sì, simpatia, perché era una persona che aveva dei problemi familiari, la mamma malata, eccetera. Sono due fasi però adesso della Imam Fadil, le fasi durante le quali, tra la quale ci siamo conosciuti, c'è una seconda fase. Ora mi fermerei forse qui. L'ho conosciuta. Ecco, scusi, possiamo dire l'anno circa? Come? L'anno in cui l'ha conosciuta, direttore? No, avvocato, non capisco. L'anno, in che anno? Ah, in che anno? No. In che anno? Circa, no. 10 anni fa, 20 anni fa, 5 anni fa, cioè un guardi avvocato, non localizzo neanche quando è iniziata la vicenda. Presumo, non lo so. Non lo so, l'ho conosciuta lì, avevo un ottimo rapporto con lei. Stavo dicendo che ho avuto un ottimo rapporto con lei, tant'è che l'avevo messa nell'elenco dei testimoni a difesa. Poi le dirò la seconda parte allora. Ecco, scusi, lei poi ci ha detto che ci sono state due fasi. Sì. Quella è la prima fase della conoscenza, che non sappiamo esattamente quando. La seconda fase invece che cos'è? Quando poi è scoppiato tutto quello che è scoppiato, io l'ho incontrata una sera da Giannino, non era a cena con me, io ero a cena con altre persone, e lei era un po', usando un termine fra virgolette per non offendere, un po' esagitata. Le ragioni all'origine della sua esagitazione non le so, anche se le sapessi non le potrei dire, non mi sentirei, cioè non lo so, sarebbero delle ipotesi. E allora mi ricordo che lei mi è venuto incontro, spesso mi cercava, però non era una persona che io frequentavo per le cene o per che cosa, la incontravo casualmente, a parte averla incontrata lì ad Arcore. E allora mi ricordo che una sera, in mezzo alla gente, in mezzo a tutti quanti, si è avvicinata, era particolarmente agitata, un po' piangeva, un po', non lo so com'era, e mi ha detto: io ho bisogno che tu mi devi aiutare, perché io ho mia mamma che sta male, quindi io ho bisogno che tu mi dia dei soldi.
Gli ho detto, ma tu sei la mia testimone a difesa, ma io posso pagare un testimone a difesa? Mi dispiace, io non posso fare niente da questo punto di vista. E lei, ad alta voce, ha detto, va bene, vuol dire che allora il tale settimanale che non voglio citare e il tale quotidiano che non voglio citare mi hanno offerto una somma che non voglio citare quanto, perché io possa concedere un'intervista e raccontare non so che cosa. Ho detto, fai come ti pare, ma io ti prego, io non posso darti un soldo perché, ripeto, sei testimone a difesa. Questi sono i due momenti. Non intendo, per ragioni mie, citare quale settimanale lei ha fatto riferimento né quale quotidiano, anche perché se non fosse vero incorrerei in una disattenzione da querela. Prendiamo atto di questo, direttore. Ci può dire se c'era qualcun altro presente a questa indicazione? Sì, di lei? Della imam? Lei e oltre a questa Fadil, chi altri c'era? Dove parla del ristorante? Sì, quando le ha fatto questo discorso? Beh, c'erano tutti, perché l'ha fatta ad alta voce urlando, tant'è che uno del ristorante è venuto a fermarla, non perché mi volesse aggredire, ma perché lei spesso, diciamo, era molto agitata. Ecco, no, un attimo, scusi. No, sì. C'era anche un signore che si chiama Pierantonio che faceva, quando avevo bisogno di un secondo autista, perché quello diciamo fisso era di riposo, era presente e poco tempo fa, ripercorrendo quella vicenda, perché la imam mi ha querelato per non so per che cosa, allora ho chiamato questo signore e dico, ma per caso eri tu di servizio quella sera? Sì. Ti ricordi cosa è successo? Sì, direttore, come no, si è messa a urlare dicendo le cose che io ho detto prima, anche altre persone in particolare che non ho ritenuto di non citare perché stanno vivendo un momento della loro vita privata particolare, quindi non mi sembrava il caso di poterle trascinare in una vicenda come questa. Quindi io non dico, scusi avvocato, io non dico né il settimanale né il giornale, con il beneficio del dubbio. No, direttore, io non insistevo su quello, le stavo domandando, lei è in grado di darci il cognome di questo Pierantonio? O di darci dei riferimenti? Non ho capito. Sì, no, assolutamente. Il mio autista che è fuori, o forse è qui presente, se il Presidente permette, mi faccio dire Pierantonio Marconi, Marcora? Vabbè, dopo magari. Va bene, sì, no, esiste, continua a lavorare. Domanda della difesa, non per me, ma controesame chiederemo chi si no, può è qui, accertare questo cognome. Va bene. Senta, allora, a parte questo litigio in quel di Giannino, lei questo è accaduto quindi dopo che è esplosa la vicenda? Sì. Circa quando? No, dopo. 2011? No, non sono in grado, non lo ricordo, è avvenuto molto dopo. C'era già stata nel frattempo la, dico fra virgolette, famosa cena nella villa di Lesa, dove... E quando è stata sentita dal tribunale, Imane Fadil colloca un incontro effettivamente con lei da Giannino nel maggio del 2011. Sarà così. Cioè è una data possibile? Sì, possibilissima. Ritornando però invece alla prima fase, allora lei ha detto di aver conosciuto la Fadil ed è certo di non essere mai stato lei ad invitarla alle cene di Arcore? No, guardi, anche lei ha il percorso Lele Mora, però con il beneficio dell'incertezza, no, del dubbio, lei una sera da Giannino, mentre all'interno c'era la cena dopo partita con il Presidente del Consiglio, con Berlusconi e altri, non so come è stata presentata a Berlusconi, perché lei parlava di calcio anche con una cognizione perfetta del terzino, quanto valeva, eccetera, eccetera. Per cui ricordo, ma non so il percorso, non l'ho presentata io, quando
c'è stato l'invito alla famosa serata di Lesa. Mi pare che Berlusconi mi abbia detto: puoi anche invitare quella ragazza, sai, quella simpatica che parla di calcio, che è esperta di calcio. Però su questo poi, vabbè. È possibile che su indicazione Non l'ho portata io, comunque non l'ho invitata io. È possibile che su indicazione del Presidente Berlusconi lei l'abbia chiamata per sapere se era disponibile ad andare a cena? Sì, è possibile invitata, perché no, lo dico perché la storia di portare... No. Se su indicazione dell'onorevole Berlusconi lei può aver invitato lei Manfredini ad andare ad una delle cene. Ad una delle cene. Se parliamo di Lesa, la sera di Lesa era successo questo, che quindi è andata non so come, con chi, non lo ricordo. Però non è attinente ai nostri capi di imputazione, avvocato Ghedini, questa cena di cui noi non sappiamo nulla. Sì, se è per quello, nessuna cena dopo il 27 di maggio sarebbe attinente ai nostri capi di imputazione. Noi lo sosteniamo dall'inizio, Presidente, ma siccome purtroppo il Tribunale è stato di contrario avviso, noi ci siamo... Se ci vuole chiarire la rilevanza di Lesa, non abbiamo compreso. Quasi, Presidente, la rilevanza è presto detto. Questo Tribunale ha consentito all'udienza leggo male, ma 16 aprile 2012, di rispondere su domande del pubblico ministero più e più volte proprio sulla cena di Lesa, sul racconto di quello che è successo, sul fatto della Catarina, sul fatto che il dottor Fede avrebbe telefonato lui per invitarla. Eccola qui, siamo a pagina 89 del verbale. Quindi io sono convintissimo che non c'entra niente col capo di imputazione, però non conoscendo quali siano i pensieri del Tribunale, noi ci siamo in qualche modo adeguati, pur facendo sempre, lei ricorderà, le eccezioni sui testi, a dare prova contraria, quindi proprio per evitare di avere poi problemi negli altri gradi di giudizio. Ma quindi solo sotto questo aspetto è rilevante, solo come prova contraria, certamente non come prova principale, Presidente. Prego. Grazie. Quindi? Ecco, ma allora lasciamo stare un attimo la vicenda di Lesa, direttore. In una delle cene in quel di Arcore, lei ha avuto modo di conoscere una ragazza che si chiamava Iris Berardi quando c'era Imane Fadil? O comunque in generale Iris Berardi? Sì, ma la ricordo benissimo. No, benissimo, l'ho conosciuta. L'ha conosciuta lì ad Arcore? Conosciuta ad Arcore. Ecco, lei ricorda se anche alla presenza di Imane Fadil Iris Berardi ha avuto nei suoi confronti atteggiamenti di natura sessuale? Nei confronti della imam? No, nei confronti di... Berardi? Sì, signore. Assolutamente no. Anzi, guardi, ricordo, non è che voglio farmi una corona di martire, la Iris Berardi era una molto carina e mi ricordo che una sera, siccome io abito vicino all'Olgettina, quasi a 200 metri dove non sono mai andato, uscendo ho dato un passaggio a lei e a altre due ragazze e è nata una battuta tipo: non ne posso più di mangiare sempre spaghetti al pesto, al burro, eccetera, mangerei soltanto un piatto di spaghetti al pomodoro fresco. E lei ha detto: guarda Emilio, facciamo una cosa, domani sera vieni a cena, perché io so cucinare, invitiamo magari anche due altre amiche e vieni. Io non sono andato, non soltanto, non ho neanche telefonato per avvertire che non andavo, non ho mai, al di là di quello che era il mio rapporto, le cene eccetera, mai frequentato. Iris Berardi la ricordo per questo particolare e non per altro. Quindi, la ricordo, cioè attenzione, se la incontro fisicamente non la riconosco. Ma lei esclude che Iris Berardi abbia avuto nei suoi confronti atteggiamenti marcatamente di natura sessuale durante una delle serate di Arcore? Faccio appello alla mia anagrafe per dire no. Senta, lei ricorda quante serate ci possono essere state in quella di Arcore con la Imane Fadil?
No, ad Arcore? Sì, Ad Arcore credo di averla vista una volta soltanto, ma posso anche sbagliare. E una volta alla famosa serata di Lesa. di lei. Ecco, scusi, in questa serata a Lesa è successo qualcosa di particolare per cui lei poi ha invitato il giorno successivo di nuovo ad Arcore Imane Fadil? Guardi, della serata di Lesa c'è un ricordo preciso, perché io quella sera ero invitato a Venezia, vicino a Venezia, a partecipare ad una manifestazione, non mi ricordo che cosa, la presentazione, non so di che cosa, se non che mi ha chiamato Giorgio Puricelli. Giorgio Puricelli è il fisioterapista di Berlusconi e mi ha detto: senta direttore, io devo partire perché ho già prenotato le vacanze con la mia famiglia, il presidente è solo, lei per cortesia può venire a fare compagnia? Io ero a Venezia, ho fatto in modo di arrivare a Milano, prendere una macchina e arrivare a Lesa, quindi tardi, tant'è che il presidente mi ha chiamato e dice: Emilio, ma che ora vieni a cena? Erano già le 11, 11 e mezza. Io sono riuscito a fare un percorso lungo per consentire a Puricelli di andare in vacanza e di andare io a Lesa. Ecco, è successo qualche cosa di particolare in quella serata e c'era presente la Imane Fadil? C'era presente, era una serata molto limitata, credo 5 o 6 persone. Quando sono arrivato io mi hanno raccontato che c'era stato un qualche cosa che non ho capito bene, con una ragazza che frequentava Arcore, che ha frequentato Lesa, una ragazza montenegrina, erano 3 sorelle, non ricordo quale delle 3, forse una certa Caterina, che comunque aveva avuto, non lo so che cosa c'era stato perché non ero presente, al che ho dedotto che la serata si potesse concludere, per cui abbiamo detto: va bene, io resto qua perché dormo qua, faccio compagnia al presidente, la serata è finita, arrivederci, grazie. Loro sono andati via per conto proprio, ma erano 3-4 persone, non di più, e non ricordo esattamente quali fossero le altre, massimo erano 5, Danilo che suonava la tastiera, io, e poi credo che sia fermata lì la ragazza a dormire, la ragazza montenegrina, credo di sì, ma sono molto impreciso anche in Come questo. lei nel giorno successivo reinvitò, sempre su indicazione dell'onorevole Berlusconi o su sua decisione, la Imane Fadil a tornare ad Arcore? Assolutamente no. No, assolutamente lo tolgo. Se poi magari risulta nelle intercettazioni che sì, e non è un voler mentire, ma soltanto che non ricordo. Presidente, mi permette? Io non sono laureato, corso di laurea in giurisprudenza non completato. Lo dico perché è giusto. Sono un ex direttore, sono Emilio Fede, perché ogni tanto mi sento chiamare dottore. Poi... Io la chiamo direttore. No, perché no, direttore, vabbè, a vita eterna, no, perché anche usurpazione di titolo. Vabbè. No, tutto mi è successo. Senta, durante queste serate, quando era presente la Imane Fadil, lei ha potuto assistere a degli spogliarelli integrali o parziali? Assolutamente no. Cioè, se mi chiede esattamente se ho mai visto una di queste ragazze nude, dico no, ma rigorosamente no. Ma c'erano anche degli spettacoli durante queste serate? Allora, la questione degli spettacoli, che è stata inquadrata nel racconto in maniere diverse, e poi indicata più precisamente, mi pare, nel burlesque, c'erano cioè degli spettacoli, qualche volta veri e propri, vuol dire se c'erano professionisti della danza, ballavano, se c'erano quelle che hanno indicato come burleschi, e poi il burleschi mi riporto anche un tram girava per Milano con il burlesque, un'iniziativa divertente, d'altra parte credo che sia anche uno spettacolo intelligente.
con sì, alcune di queste ragazze che si esibivano in una, sorta, l'abbiamo indicata, di burlesque, con i cosiddetti travestimenti, ma travestimenti che io ricordi, chi c'era? Pare Fassino, c'era D'Alema e mi pare, non mi ricordo. Ho letto, ma non ho mai visto assolutamente questo, che ci fosse anche una... Vabbè, ma quello che ha letto non interessa. Come? Non ne interessa quello che ha letto, interessa quello che ha visto lei. Ho visto quello, Presidente. Grazie. Prego. Senta, per esaurire l'argomento della signora Fadil, quando c'è stato quell'incontro presso il ristorante Giannino, quello ultimo, diciamo, cioè quello dopo l'evento... Sì, alcuni sono stati così casuali, non è che... Sì, ma dopo, quando c'è stato che lei ha detto che l'ha vista agitata, le ha fatto quelle richieste... Sì, non eravamo a cena insieme. No, vi siete incontrati in Giannino. La signora Fadil le ha chiesto anche di poter avere dei riferimenti dei suoi avvocati da allora, lei gli ha dato dei numeri, c'è stato uno scambio anche dal punto di vista dei recapiti dei legali? Sì. Cioè, quindi le chiese, ci ha detto poco fa, un aiuto economico e anche di poter contattare i suoi avvocati? No, sono io che ho detto, io non posso assolutamente pensare che si possa pagare un testimone a difesa, un po' di legge e di regole me ne intendo. Guarda, tutt'al più tu parla con il mio avvocato, vedi in che modo ti si possa aiutare senza violare le norme. E ho dato il nome del precedente avvocato. Io avevo 2 avvocati. Lei sa se sono stati contattati poi? No, io poi non ho più seguito la storia, non ho mai più saputo nulla. Non ho più saputo nulla. Assolutamente zero. Benissimo. Senta, ma Imane Fadil voleva lavorare nel mondo dello spettacolo grazie a queste sue conoscenze calcistiche? Guardi, non era di quelle, diciamo così, aspiranti meteorine o cose di questo genere. Se anche me ne avesse parlato, forse io l'ho preceduta dicendo che per lei il problema televisivo non si poneva perché masticava un po' le parole. No, non credo che se ne sia mai parlato, non lo so francamente che cosa. Lei voleva essere aiutata, e in questo io, diciamo, per questo ero abbastanza affettuoso con lei, perché aveva questo problema della madre malata, credo che fosse vero, sono andata da casa sua. Forse una volta l'ho accompagnata sotto casa, ma abitava talmente lontano che è arrivato in piazzale Loreto, pagavo 30 euro al tassista, la faceva accompagnare a casa, a lei come a altri personaggi che mi capitava di accompagnare. Senta, secondo la ricostruzione, cambiando argomento, ma sempre rimanendo nelle serate, secondo la ricostruzione operata dalla Procura, il 19 di settembre del 2010 lei sarebbe stato presente in una di queste cene di Arcore. Lei ricorda di aver conosciuto una ragazza che si chiamava Tumini Melania? Guardi, il 19 settembre non mi dice nulla, nel senso che non posso collocare magari che cosa sia accaduto quando era il 19 settembre o che tempo meteorologico ci fosse. Questo nome mi è completamente nuovo, almeno per me sì. Senta, lei ricorda se ad una di queste serate nel 2010 ci fosse stato anche Carlo Rossella? Sì, a una delle serate, non mi dica quale, forse più di una, c'è stato, ho visto Carlo Rossella. Senta, e nelle serate in cui era presente Carlo Rossella, così almeno lo collochiamo, visto che non possiamo collocare la Tumini, ma riusciamo a collocare Carlo Rossella. Sì. Lei ricorda se ci siano state delle scene di natura sessuale nei confronti dell'onorevole Berlusconi, nei confronti suoi, o comunque dei balli o quant'altro durante la cena o nel dopocena? Guardi, quello che è avvenuto alla mia presenza l'ho già indicato,
Se lei mi fa 10 volte la stessa domanda, io Mi rispondo dispiace, ma io devo fargliela in relazione no, alle per carità. dichiarazioni No, va bene. Non mi ricordo cos'era il 19 settembre, non mi ricordo se per quella stessa data c'era Carlo Rossella, non mi ricordo se alla presenza di Carlo Rossella sia avvenuto qualcosa di diverso. Non lo so, non localizzo neanche Carlo Rossella, non è una persona, no, devo dire. Quindi lei esclude in linea generale che siano accaduti eventi di natura sessuale e non localizza comunque la serata con Carlo Rossella? Posso chiedere per cortesia che cosa si intende per episodi di natura sessuale, una volta per tutte? Allora guardi, io posso fare delle domande più specifiche, nel senso che chiedo al Presidente lei o l'onorevole Berlusconi durante queste cene o nel dopocena siete stati toccati dalle ragazze nelle parti intime? Posso dire che questa è la 40ª volta, avvocato, con tutto il rispetto. No, avvocato, no. Risponda sì o no? No, allora, se uno mi indica precisamente che cosa si intende. La cioè domanda è molto specifica, più specifica di così. Allora me la le hanno ripetete? toccato le parti intime? Presidente, Più specifica di così, devo dire che non possiamo riprendere la difesa, in questo caso è stato molto puntuale e preciso nella domanda. Ci basta un sì o un no? Come... Sì, è un mio no, però con... va bene, no. Va bene. Ancora una domanda specifica. Lei ha avuto modo in tutte le serate, così poi non ci tornerò più, le domanderò soltanto se conosce le persone, di vedere delle ragazze in nudo integrale, sì o no? No. Ha avuto modo di vedere alcune di queste ragazze parzialmente nude, cioè con il seno scoperto, che si siano avvicinate al volto dell'onorevole Berlusconi o al suo volto? Non lo ricorderei, no. Comunque questa, avvocato, lei me l'ha già fatta questa domanda. Cioè vuol dire assolutamente no. Va bene. Parlo del periodo, dei tempi durante i quali io mi sono fermato a queste serate. Sì. Solo 2 volte o 3 ho superato l'1:40 della notte. Una volta mi pare alle 2, 2:30, una volta alle 3. Certo, va bene. Senta, Maria McDoom, la conosce? Se anche la conoscessi non me la ricordo. Qui devo dire una cosa che il Presidente non accetterà. Ho letto, credo, dai documenti, la Non documentazione. interessa, grazie, quello che lei ha letto. Prego, avvocato Ghedini. Quindi lei ricorda di aver visto una ragazza ballare la danza del ventre in una di quelle serate? In quale? In una... Una di quelle serate nel corso del 2010, quelle di cui stiamo... Sì, ma la danza del ventre che ho visto io era quella, quale nudo? Era cioè lui Berlusconi, aveva degli abiti che diceva, e non ho motivo di dubitarne, che gli erano stati regalati da Gheddafi, e più vestito di quelli. Io non l'ho mai visto per la danza del ventre con abiti lunghi, ne ho viste tante, ma io danza del ventre con nudità non ne ho mai viste. Va bene. Senta, alla cena del 6 gennaio del 2011, che secondo la ricostruzione a cui lei avrebbe partecipato, c'era presente anche tale Teatino, la conosce? Sale? Teatino Natascia. Assolutamente questo nome non mi dice nulla. Senta, a queste cene c'era anche dei cantanti, qualcuno che suonava, in particolare Mariano Apicella, lei l'ha mai visto? Sì, sì, spesso. No, sorrido perché io in un'intervista ho detto che alla fine era diventato noioso, era troppo ripetitivo. E poi c'era una coppia, lui si chiama Danilo, e la moglie che fa la cantante, non ricordo, una signora sui 50-55 anni. Sì, spesso, direi sempre. Apicella meno, e Danilo che accompagnava la tastiera, sì.
Ma rimanevate soli durante queste serate, lei e il Presidente, con le ragazze o c'era personale di servizio? No, c'era sempre qualcuno. C'era sempre qualcuno. No, sì, gliel'ho spiegato che da una parte c'era una sorta di bar, un tavolo dove c'erano tutte le bevande, Coca-Cola, acqua minerale, che non so io, kiwi, non so, delle cose che possono accompagnare normalmente una serata. E poi c'era sempre chi veniva a portare agenzie o altre cose, non so, a chiamarlo per il telefono. Lei ha nominato poco fa Puricelli, Giorgio Puricelli. Sì. E lui c'era in queste serate spesso? Direi abbastanza spesso, un po' perché poi si fermava la notte per fare la terapia al Presidente il mattino, lo so, per ragioni di salute. Sì, c'era spesso. Maristel Polanco, lei ha avuto modo di conoscere? Come, scusi? Maristel Polanco. Sì. Sì. Ricorda qualche cosa di particolare di questa ragazza, comportamenti particolari, accadimenti particolari nelle serate con lei? Da parte mia? Sì, quello che ricorda lei, ovviamente. Maristel Polanco la ricordo per tante cose, per niente. Qui diciamo, il mio ricordo si confonde con qualcosa che al Presidente non accetta, vale a dire qualcosa sarebbe qualcosa che ho letto, qualcosa che ho vissuto. Vedo di ricordare, ballava moltissimo, ma che cosa ballassi? Vabbè, quindi nulla di particolare rispetto ai racconti che lei ci ha già fatto. Sì, era una di quelle che usava il travestimento, non dico quale, non ha importanza. Va bene. E ballava molto bene. Lei sa se all'esito poi di queste serate venivano elargite delle somme di denaro alle ragazze, per quanto a sua conoscenza, non da fonti processuali? Per quanto di mia diretta testimonianza, io non ho mai visto passare del denaro, mai, ma proprio mai. Senta, tornando... Poi l'ha dichiarato lui cosa ha fatto, eh? Cosa? Poi voglio dire, del problema del cosa ne ha parlato il Presidente pubblicamente, non ero certamente... Tornando ancora per un attimo a Karima El Mahroug. Karima El Mahroug, lei ha detto di averla vista quel 14 di febbraio e poi l'ha vista ancora dopo? C'è sempre, scusi, nelle cene di Arcore, l'ha vista una volta sola, più volte, due, tre? Avvocato, credo di aver detto che l'ho vista ad Arcore forse 2 volte, una sicuramente, forse una seconda volta. Potrei dire una terza, ma non me lo ricordo, e una volta ve l'ho incrociata al ristorante Ibiza di Milano. Lei durante quel periodo ha avuto modo di parlare all'onorevole Berlusconi di Karima El Mahroug, di averla già incontrata precedentemente, comunque ha avuto modo di parlare con l'onorevole Berlusconi di Ruby durante il periodo delle serate di Arcore, non dopo ovviamente, non dopo che è esploso. Lei si riferisce alle mie riserve dal punto di vista fisico di lei? No, in generale, se lei ha avuto modo di parlarne con l'onorevole Berlusconi. No, assolutamente mai, perché poi non avrei criticato comunque persone invitate da lui, perlomeno non direttamente, no, mai, assolutamente mai, mai. Non era un personaggio oggetto di interesse particolare. No. Senta, mentre per quanto riguarda Lele Mora, Dario Mora, lei lo conosce da quando? Da tantissimi anni, lo devo collocare non all'epoca mia della RAI, io ho stato 27 anni, 24 anni, io lo colloco diciamo nei 24 anni che sono stato a Milano, conosciuto perché era, tra virgolette, un agente che si occupava di me, come della Simona Ventura, come dell'Antonio Clerici, come di tantissima gente,
come si dice, dei miei contratti dal punto di vista legale, chiaramente per le trasmissioni alle quali io partecipavo, vuoi per la RAI o vuoi per Mediaset o ai dibattiti, tutti ovviamente nella maniera più legale possibile. Avevo con lui un ottimissimo rapporto, del resto a casa di Lele Mora, alle cene o alla colazione delle Mora c'erano tutti calciatori, personaggi politici, c'era una massima normalità. Con lui ho sempre avuto degli ottimi rapporti. Senta, ma Lele Mora poi durante quel periodo ha avuto mai modo di parlare con lei di Karim El Marouk? Prima dello scandalo, sempre sto parlando durante le serate. Ma no, perché, vede, il problema no, vorrei per essere preciso, il problema Karim rubacuori, rubi eccetera, è nato dopo, quindi cioè io mi sono solo preoccupato di chiarire, di dire scusa Lele, ma l'hai portato tu questa, perché è noto che qui è come la storia. Questo è successivo o è antecedente? Cioè successivo allo scandalo, diciamo al processo, gliene ha parlato durante quei giorni? No, dopo. Dopo, sì, dopo che io sono stato indicato. Sì, no, ma questo non me lo faccia dire, avvocato. della mia domanda. No, ma l'oggetto della mia risposta è ben preciso, perché io sono finito su tutti i giornali come quello che come si dice, indotta alla prostituzione una minorenne. Io sono padre e nonno, e ho anche una nipote di 20 anni. Ma guardi, questa non è la sede, perché non è il suo processo, cioè non stiamo facendo il suo processo. Quindi siamo soltanto il delinquente che è viene per quello che l'avvocato di Ghedini la richiamava alla domanda che le ha posto. Approfondire la vicenda dei suoi rapporti con il signor Mora, dovrei attingere dalle intercettazioni che sono state depositate in atti, quindi dovrei leggere e contestare il contenuto di queste intercettazioni, però mi anticipava prima la collega che c'è un problema. Su cosa? Limitatamente all'utilizzo delle intercettazioni vi è un'opposizione, nel senso che non Parli forte, avvocato, perché sì, non dicevo, si sente. Limitatamente all'uso delle intercettazioni vi è un'opposizione legata al fatto che, come giustamente ha ricordato anche lei, questo non è il processo a carico di Emilio Fede e quindi ecco, vorrei che fosse tenuto in debito conto questo aspetto. Non vorrei che le domande finissero per essere proprio dirette sul fatto proprio e non sul fatto altrui, e quindi che si rispetti la sua veste di testimone in questa vicenda. Ma non è solo un limitatamente a testimone, questo. Lo stiamo sentendo ai sensi dell'articolo certo. 210 del Lo codice sentiamo. procedurale penale, non è un testimone. No. Se ritiene di avvalersi della facoltà di non rispondere riconosciuta dalla legge, lo potrà fare. Ecco, se si avvarrà della facoltà di non rispondere, ecco, limitatamente all'uso delle intercettazioni, se si poteva anche per evitare di interrompere continuamente adesso l'esame e poi successivamente il controesame, se si potesse fin da ora tener conto del fatto che questa difesa è d'opinione contraria al fatto che si utilizzino le intercettazioni per condurre l'esame ai sensi del 210 sesto comma del mio assistito. Non è neanche No, io non ho capito niente. Basta sapere, perché a quel punto io ho concluso il mio esame, se sulle intercettazioni si intende solo per questa parte avvalersi della facoltà di non rispondere, a quel punto io mi taccio. Basta sapere. Però ce lo deve dire il suo assistito, avvocato. Se si avvale io ho finito. No, allora bisogna distinguere i diversi piani, perché se lei ci sta dicendo che l'avvocato Ghedini non può utilizzare le contestazioni nell'esaminare il suo assistito, le segnaliamo che intanto non lo sentiamo ai sensi del sesto comma, ma è un test, stiamo facendo l'esame ai sensi dell'articolo 210 puro. Dopodiché l'avvocato Ghedini può benissimo utilizzare il contenuto delle intercettazioni che sono riversate in atti del presente processo. Se il suo assistito non intende rispondere, ce lo dica, di modo che l'avvocato Ghedini... Tutte le domande, prendo atto che non rispondo sulle intercettazioni, per me l'esame è terminato. È così, non intende rispondere sulle intercettazioni? Lo deve...
Io ho fatto l'opposizione, sta al mio assistito dire che non intende avversi la facoltà di non rispondere. Io mi limito a fare le opposizioni. Io non ho capito. Cioè io posso avvalermi della facoltà di non rispondere su questa sulle fase? domande... All'inizio quando lei si è seduto, l'abbiamo avvertita che lei non è obbligato a rispondere alle domande. Sì. Lei ha detto io intendo rispondere, poi in qualsiasi momento può dire che invece non intende più rispondere. Ora il suo difensore ci sembra di capire che, visto che l'avvocato Ghedini intende contestarle il contenuto delle intercettazioni telefoniche che sono state versate in atti, le suggerisce di avvalersi della facoltà di non rispondere in relazione alle intercettazioni telefoniche. Grazie Presidente. Però lo deve decidere lei. No, ma guardi, io so che a lei non piace queste, quando io diciamo divago, ma vede, io sono venuto qui per rispetto alla giustizia e in questo tribunale tutti sanno che l'ho rispettata sempre, perché sono stato quello che ha mandato in diretta tutti i giorni Tangentopoli, avendo il massimo rispetto nei confronti di questa procura. Ho ritenuto di fare compiere un atto dovuto, quello che sarà il risultato sarà, tanto alla mia età, più che i domiciliari non mi si possono dare, però va bene, in questa fase mi avvalgo della frase di non rispondere, ma voglio anche motivarlo, riflettendoci un attimo, perché un tale... Sì, no, ma non è tenuto, guardi, un suo diritto, perciò... L'avvocato Longo ha delle domande da rivolgere. Sì, ne avrei avute, ma l'esercizio del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere, non ho più nulla da chiedere, grazie. Non ho sentito, Presidente. Che non ha domande da rivolgerle. Volete una breve sospensione o può procedere il pubblico ministero? Possiamo andare avanti? Il professore Longo suggerisce una sospensione. No, il signor Fede ha detto che possiamo procedere, perciò si può procedere lui, lo chiedevamo per una sua... Si agevola, sì. Senta, vi è un documento in atti che è una registrazione da cui emerge che lei, con la sua voce, con la sua faccia, nel riferirsi alla ragazza poi identificata per El Marug, afferma che è minorenne. Lei in quel momento non v'è dubbio che si tratta della persona Emilio Fede. La domanda qual è? Quindi lei sapeva perfettamente che quella persona era minorenne? Assolutamente allora no. Il video ci sembra di capire che sia il video in atti, è prodotto per aiutare il signor Fede a collocarsi bene nel tempo. Stiamo ripercorrendo le prime fasi. Giugno 2009, giugno-luglio 2009. Al concorso una ragazza per il cinema. Dottoressa Bogassini. Settembre, scusi. Allora, io assolutamente non mi sono mai riferito alla Ruby a proposito di ragazza minorenne, mai, perché non ricordo assolutamente questa ragazza, l'ho già detto prima, ed è la vera verità. Io non ricordo minimamente, non localizzo nella mia testa una ragazza che fosse Ruby che ho definito minorenne. Addirittura mi pare di aver citato nel momento del saluto alla gente eccetera, parlato di una tredicenne che poi non era certamente Ruby. Io Ruby non la localizzo in nessuna maniera ed è esattamente la verità per quel che mi riguarda. Senta, sempre in questo video non v'è dubbio che si tratta di El Marug, perché lei fa cenno anche a una situazione familiare particolare che soltanto la signora El Marug gli può aver riferito. Quindi come mi risponde? Ancora le chiedo, lei sapeva o non sapeva che l'El Marug nel settembre 2009 era, come di fatto lo era, minorenne? Le assicuro di no. Se può aspettare un secondino, no, nel senso che se possiamo, perché poi... il signor procuratore ricorda giustamente il video, però siccome noi abbiamo le trascrizioni in atti, in realtà non si attaglia affatto, perché sta ragazza non ha più i suoi genitori, quindi
che si attagli a Karim, proprio no, Sì, no, ma non è inutile, può chiedermelo 400 volte, io assolutamente no. Assolutamente no, la storia della minorenne è un discorso che è venuto dopo, il problema di quella serata lì, io ho citato alcuni casi, poi ho parlato pure di una tredicenne che certamente non poteva essere, no, assolutamente no, dottoressa Bogasini. Senta, gli stessi organizzatori della serata hanno affermato e ribadito in tribunale sotto giuramento in quest'aula che lei sapeva che l'El Marug era minorenne, che all'epoca forse non El Marug ma Hayek, perché No. A me non risulta, Presidente, io ce li ho tutti qui, sono Zangari, Grasso, Lopresti, Brivio, Giribaldi, eccetera, eccetera. A me non pare, però se magari ci può dire. No, ma guardate, io per carità capisco quanto è delicato il problema, soprattutto questa parte del processo, ma io non sono intenzionato a mentire in nessun modo e non ci sarebbe più neanche motivo per poter agevolare certe situazioni, assolutamente no, anche perché ho visto migliaia di ragazze, anche perché quella sera erano 70 persone, il caso ho citato nel salutare, nel parlare a un pubblico, alle ragazze eccetera, erano 70, 80, non ricordo più neanche quanto fossero, in alcuni casi quello della ragazza che voleva fare il carabiniere è un fatto che mi è rimasto dentro perché così, perché è sempre il mio amore per l'arma, mio padre, quando lo devo dire perché c'è anche una spiegazione intima, mia, personale, che mi può aver portato ad avere un problema di rispetto. Quando poco tempo fa, qualche anno fa, il maresciallo comandante carabinieri di Bisceglie mi ha detto che una signorina ricamatrice era morta e aveva lasciato erede me di tutto, 100 milioni e 2 appartamenti, io l'ho passato direttamente all'associazione che si occupa degli orfani di carabinieri caduti in servizio, quindi c'è stato un momento di commozione legato a questo, ma chi poteva mai pensare Maribbe, Carubbe, 13 anni, 16 anni, io nego assolutamente, nella piena coscienza di sapere che quella aveva 16, 20, 23, 24 anni, se poi mi baso sull'immagine poteva avere pure 30. Mi spiace, dottoressa Bogasini, questa è la verità. Senta, poi ritorniamo sull'argomento. Presidente, anche se ha anticipato che l'intenzione del dottor Fede è quella di non rispondere alle intercettazioni telefoniche, però ritengo che il pubblico ministero può fare le domande e su ogni domanda lui si avvarrà o meno della facoltà di non rispondere. Mi riferisco all'intercettazione telefonica del 24/8/2010, ore 20:15, tra Emilio Fede e Maria Rosaria Rossi. Nel corso di questa conversazione lei dice: ecco, poi c'ho 2 mie amiche. La risposta della signora Rossi è: che palle che sei, 2 amiche, quindi bunga bunga domani mattina, io ve saluto. Ora, siccome lei ha detto che il termine bunga bunga era una cosa, diciamo, giornalistica, è proprio lei, è proprio la signora Rossi che parlando con lei afferma: e questo avviene nell'agosto 2010 e quindi in un periodo precedente ai fatti esplosi nell'ottobre 2010. Però guardi, dobbiamo Io a questa un domanda attimo, posso aspetti un rispondere. momento signor Sì. Fede, dobbiamo un attimo distinguere i piani, perché intanto non ha affatto detto, forse ci è sfuggito, che il termine bunga bunga è un termine giornalistico perché nessuno gliel'ha chiesto. Sì. No, no. Esatto. Quindi se questa è la domanda che vuole sapere come nasce il termine bunga bunga, lo può fare indipendentemente dalla contestazione delle intercettazioni. Posso rispondere? E signor Fede, se vuole rispondere, risponda pure. Invece, scusi Presidente, sul metodo, io credo che non sia possibile che la Procura interroghi sulle intercettazioni telefoniche anche per ottenere un eventuale mi avvalgo della Procura per non rispondere, perché non sono state oggetto di esame. Quindi, siccome questo è un test nostro a cui loro hanno rinunciato,
mi pare che essendo sia valso in blocco non sia possibile il controesame su un argomento di cui sia valso in blocco, quindi io questo lo farei presente, poi dopo deciderà il tribunale. Signor Presidente, io però questa domanda, se vuole, si può agevolare in qualche modo. Aspetti, signor Fede, un momento. Allora, ho pazienza. Allora, la difesa voleva contestare le intercettazioni telefoniche, il signor Fede si è avvalso in blocco, dopodiché se la Procura ritiene di dare lettura pezzo per pezzo delle intercettazioni, sempre le intercettazioni versate in atti sono, per cui comunque in sede di controesame, vista la domanda della difesa, potrebbe essere consentita. Quello che vorremmo però capire dalla Procura è l'utilità di questo modo di procedere, nel senso che se si mischiano appunto poi i piani diventa molto più faticoso. Allora facciamo prima le domande, poi se ci sono delle cose che emergono dalle intercettazioni mettiamo in chiaro che si sta contestando l'intercettazione, perché se no, visto quello che ha deciso, il modo che ha deciso di fare il signor Fede, che ha detto nella contestazione dell'intercettazione io mi avvalgo, se no dopo si fa fatica. Allora, signor Fede, risponda, il termine bunga bunga, lei ha un ricordo di questo termine, di quando se ne è parlato, come è venuto fuori? Questa è la domanda sicuramente che non era stata fatta, Guardi, ma aveva affrontato lei il termine, se lo vuole specificare. C'è una serie di interpretazioni diverse. Io ho fatto per 8 anni l'inviato in Africa di guerra, avevo tutta l'Africa, 44 paesi. Bunga bunga è un modo gutturale per quanto mi riguarda, e così credo sia stato trasferito poi nel comune di queste serate, quello che sia. Bunga bunga è un modo culturale per cui ci sono le danze, io ne ho viste tante, ne ho partecipate a tante e anche sono stato catturato durante un bunga bunga, cioè durante un coro nel Congo di gente di una tribù che mi aveva preso prigioniero. Cioè nasce da questo, poi sono state fatte diverse interpretazioni. Giornalisticamente, per quel che mi riguarda... No, guardi, giornalisticamente non ci interessa, non abbiamo capito alla fine la sua risposta, cioè lei questo termine l'ha sentito durante le serate? Questo termine l'ho sentito durante le serate, ma ad Arcore? Sì, ma l'ho interpretato, perché non avevo chiesto perché si chiama bunga bunga, l'ho interpretato come fosse un qualche cosa di africano, di una danza africana, di danze africane, quasi tutte. Prego. Io non ho altre domande. Così. Posso? Prego. Allora, direttore Fede, senta, lei rispondendo alla domanda della dottoressa Boccassini ha detto di non avere saputo l'età della El Marouga Karima. La dottoressa Boccassini puntualmente, la collega Boccassini puntualmente ha richiamato la deposizione resa dagli organizzatori del festival Una ragazza per il cinema del settembre 2009. I difensori hanno obiettato che questo ricordo della deposizione di questi testimoni che dicono che alla sua presenza la Ruby non avrebbe dichiarato la sua età era impreciso. Io invece rilevo che, per esempio, il teste Grasso, che è uno dei ragazzi che coadiuvavano Lopresti nella organizzazione del festival, di quello che era, del concorso, ha dichiarato che di fronte a lei la ragazza El Marouga Karima raccontò una storia strappalacrime e fece anche riferimento alla sua minore età. C'è il documento filmico in atti, in più c'è una deposizione testimoniale. I difensori possono controllare la bontà dell'assunto e soprattutto lo può fare naturalmente il Tribunale. Faccio riferimento alle pagine 130 e seguenti, mentre il Lopresti ha un ricordo più sfumato, il signor Grasso è specifico sul punto. Lei ricorda, adesso che le ho reso più vivida la situazione, che Rubira ebbe modo di raccontarle sul palco una storia strappalacrime e di fare riferimento alla sua minore età anagrafica? Signor Pubblico Ministero, le due interpretazioni Grasso-Lopresti hanno una contrapposizione che io evito. Il test
siamo a pagina 131, non ricorda proprio nulla. E dice, Ma senta, quale, domanda... scusi, avvocato Ghedini? Sì, scusi, Grasso. Siamo all'udienza del 9 marzo 2013, pagina 131. 2012, sì. Sono procuratore, domanda. Senta, lei ricorda se Ruby fece riferimento alla presenza di Emilio Fede, alla sua età e nazionalità? Risposta: guardi, dalle immagini sì. Perché poi io ho curato le immagini, sono stato in regia, il dottor Fede durante la manifestazione ha parlato di una ragazza di 14 anni e comunque sono tutte cose che ci sono nella registrazione. Poi gli domandano, lei è testimone, una ragazza diede anche la sua età, non me lo ricordo questo. Quindi cioè, lui richiama le immagini, ma nelle immagini che poi noi abbiamo rivisto prima anche di questa udienza non c'è assolutamente quanto viene adesso ricordato dal suo procuratore. Quindi è corretto il richiamo ovviamente come sempre al dottor San Germano, ma la lettura del verbale credo che dica molto meno di quello che invece viene prospettato. Quindi c'è opposizione nei limiti in cui viene data per certa invece una situazione che viene richiamata solo dalle immagini, che è un'interpretazione. Rispondo? No. La domanda è ammessa nei termini indicati dalla difesa, cioè sempre a quel video si fa riferimento. Cosa devo fare? Deve rispondere se lei ha un ricordo preciso, deve aver parlato con Grasso, con Lopresti anche di questa, Scusi Presidente, scusi. di questa ragazza. Signor Pubblico Ministero, io credevo di aver chiarito che 70-80 ragazze non rappresentavano per me singolarmente una storia. Quindi il problema di Ruby, Madù, come si chiama lei, si è posto dopo che è successo lo scandalo. Ma io di questa persona non ho assolutamente nulla. Poi ci sono due interpretazioni, Grasso che dice una quasi cosa e Lopresti che dice un'altra quasi cosa. Cioè tutto questo nel mio discorso di saluto finale alla gente eccetera eccetera è stato un discorso in generale, è diventato un caso perché Ruby è diventato un caso, perché assolutamente nella mia intenzione, nella mia memoria non c'è nulla che possa riguardare l'età della come si chiama lei, ha potuto riguardare tante situazioni di diversi personaggi che erano lì, un discorso inventato sul momento, sono arrivato alle 7 di sera, sono andato a dormire alle 9. No, ma scusi, però adesso non capiamo più noi, cioè il riferimento che lei fa in quel video, lei ha detto l'ho anche rivisto bene, lei a memoria a chi stesse facendo riferimento? A Ruby come età. A chi stava facendo riferimento? A nessuno, io non ho parlato di età, non ho mai parlato di età. Non era il tema della serata che si parlasse di età. Non lo ricordo. Io ho un verbale delle operazioni compiute a pagina 50-295 della fogliazione dell'ufficio del pubblico ministero, del fascicolo del pubblico ministero, redatto dalla sezione di polizia giudiziaria, esattamente, c'è il video, in cui, trascrivendo le parole dei brani, per correttezza, del video... È in discussione questa trascrizione, perché? Non credo. Non capisco. Perché il tribunale non ce l'ha, il tribunale ha il video. Però, ecco... Se è in discussione è un conto, se non è in discussione la trascrizione, versiamo in atti anche la trascrizione. Io Presidente francamente non ricordo se questa trascrizione, ho guardato il video, però non ricordo se sia corrispondente, cioè mi sono guardato il video, mi sono letto questa, non le ho confrontate perché non essendo queste in atti non pensavo di doverla utilizzare ai fini delle eventuali contestazioni. Quindi io adesso francamente non sono in grado di dirle con granitica certezza che siano la stessa identica cosa, immagino di sì, perché immagino che abbiano trascritte bene, però io non me lo ricordo. Immagino che neanche il suo procuratore se lo ricordi. No, io il video l'ho rivisto veramente prima di venire in udienza, le preparo sempre, quindi comunque io volevo formulare la domanda. La domanda era la seguente, così la poniamo in maniera, credo, corretta. Risulta dal documento versato agli atti del Tribunale che lei fa riferimento verbale, detto, orale,
all'età della ragazzina, tra l'altro sbagliandola perché la diminuisce, dice che ha 13 anni mentre nel 2009 ne aveva 6. È un'altra persona. E poi fa riferimento a questa storia drammatica che la ragazza minorenne le avrebbe raccontato. Questo è un documento. Quando lei rivede Ruby El Marouk Karima ad Arcore il 14 febbraio 2010, lei ha dichiarato, se non ricordo male, che non la riconosce, ma Ruby le si para di fronte, le parla, interloquisce con lei, è corretto? Cioè ad Arcore il 14 Ruby venne da lei a parlare, dice non ti ricordi di avermi conosciuto nel settembre 2009, lei a quel punto non si ricordò di questa ragazza? Certo che non me la ricordavo, non è rimasta nella mia memoria dal punto di vista visivo o di età. Quando lei è venuta, l'ho vista ad Arcore, io non sapevo assolutamente chi fosse, lei, tant'è che ho chiesto chi l'ha portata. Lei è chi l'ha invitata, adesso portate brutto. Lei si è avvicinata e mi ha detto buonasera, si ricorda di me? No, chi sei? Io ero una delle ragazze che partecipava. Si immagini quant'era lontano dalla mia testa, ma quante serate ho fatto? Ho presentato Miss Italia, le cose, ma le pare possibile che con 70 ragazze che c'erano lì io localizzavo nome, cognome, età? Era un discorso generale che io ho fatto mettendo insieme alcune situazioni, le cose che si possono dire, sono 60 anni che faccio questo mestiere. L'ho seguita con attenzione. E pongo la domanda. Tuttavia, lei ha detto che è amico dell'ex presidente dell'onorevole Berlusconi da 24 anni, mi ha detto. Insomma, come da 24 anni e emerge anche dalle intercettazioni un rapporto assolutamente positivo, lo ha detto qui. Certo. Lei vede questa ragazza, nel momento in cui vede questa ragazza non le è venuto in mente che era minorenne di informare il presidente Berlusconi di un fatto che poteva metterlo in imbarazzo? Cioè, dopo 24 anni di conoscenza, lei non ha fatto mente locale sul fatto che questa ragazzina le aveva detto di essere minorenne? Presidente, scusi, no, vorrei rispondere direttamente, avvocato, scusi. Una ragazzina, scusi, una minorenne. Aspetti un attimo, signor Fede, funziona così, che i difensori possono interloquire, si può aspettare. Voglio rispondere, non è che lì andavo... Se può aspettare per piacere, signor Fede. Sì, prego, avvocato Ghedini. Scusi. Ovviamente il pubblico ministero può fare le domande rispondo io, sono io che devo rispondere. In questo caso la domanda non solo è suggestiva, ma ripropone un tema su cui ha già ampiamente risposto 5-6 volte, anche tant'è che lei a un certo punto mi ha anche interrotto al mio insistere, cioè ha già ribadito più volte qual era la situazione, cioè che lui non aveva riconosciuto Ruby e quindi non aveva mai... Avvocato, posso interromperla io? Ma non è che... La domanda è ammessa in questi termini. Le è poi venuto in mente che io mi Karima... Le dispiace non accavallare la sua voce alla mia? Sì, le chiedo scusa. La domanda, se sta ad ascoltare, è ammessa in questi termini. Le è poi mai venuto in mente che Karima El Marouk era minorenne? Questo voglio rispondere. Non era una casa di tolleranza, era la casa del Presidente del Consiglio. Quindi non è che io potevo immaginare che arrivando lì ci fosse la prospettiva di avere un rapporto sessuale, caro signor e dottor Dal San Germano. Ha capito? È il rispetto che io dovevo avere. La preghiamo di tenere però una certa calma, perché non c'è motivo di alzare la voce in questo modo. Io devo chiedere... Signor Fede, se vuole possiamo anche interrompere 5 minuti, ma lei non alzi la voce perché non ce n'è motivo. No, le chiedo scusa, però si mette al mio posto, non si può mettere al mio posto, però voglio dire, in nessuna maniera. Le rispondo, chiedo scusa del tono. Prego, pubblico ministero, se vuole fare la domanda successiva. Ma sono 2 anni che sono tormentato da questo. Mi consenta? Io le consento. No, guardi, è qua. Chiedo scusa. Non le viene consentito. Presidente. Lei ascolta la domanda che adesso fa il pubblico ministero Chiedo scusa. e poi risponde. Benissimo. Prego, pubblico Ho ministero. preso atto della risposta. Senta, lei ha detto che Ruby l'ha portata all'Elemora ad Arcore. Sì. Ma lei a questo chi gliel'ha detto? Come lo sa? Me l'ha detto quando poi tutto quanto, quando è successo quel che è successo, ho saputo che l'aveva accompagnata alle mura, oppure forse quella sera stesso, questo non me lo ricordo. No, è un po' differente, signor Fede, direttore Fede, cioè gliel'ha detto l'Elemora. Allora, il Presidente era già, ovviamente, ma anche l'Avvocato Ghedini, richiamata a non immettere nel processo la cronaca, ma i fatti. Io la prego di ricordare se quella sera Mora le disse questa ragazza l'ho portata io, o se glielo ha detto in seguito, ma non quello che ha letto sui giornali. No, allora guardi, senza incorrere nella inesattezza, ho chiesto, poiché la presenza
usiamo questo termine, non mi era gradita fisicamente, cioè non la consideravo, vabbè, insomma. Ho detto, ma questa qui chi è che l'ha invitata? E Lele Mora, che era lì, mi ha detto, questa persona l'ho accompagnata io, è venuta attraverso me. Quindi glielo non mi disse dispiace del questa tono sera. di prima, chiedo scusa, però insomma. Benissimo. Senta, lei ha più volte detto nel corso della deposizione, rispondendo in esame alle domande dei difensori dell'onorevole dell'imputato, che la ragazza era inadeguata. L'ha detto anche Era? adesso. Inadeguata. La ragazza, la minorenne Ruby, era inadeguata. Ah, inadeguata, no? Ma inadeguata a cosa? Mi scusi, cosa vuol dire inadeguata? Non era mica una sfilata di moda, no? Cioè, a cosa doveva essere adeguata la signorina El Maruga Karima intesa Ruby? Adeguata a quale standard? È la domanda. Perché nella casa del Presidente del Consiglio, allora Presidente del Consiglio, si va anche negli abiti che sono corretti. Questa ragazza, se ben ricordo, è arrivata in quasi tuta. Tuta? Allora, sì, un abito lungo, adesso io non faccio lo stilista, tutto ho fatto tranne che lo stilista, scusi, mi consenta di fare un po' sdrammatizzare. Ho detto non era adeguata, perché nella casa del Presidente del Consiglio un uomo va in giacca e cravatta e le ragazze vanno non in abiti succinti. Non avevo l'abito succinto, l'ho ritenuto inadeguata, era un giudizio, la prego. Quindi, no, io non la voglio impiccare a un aggettivo, voglio capire. Ecco. Quindi, mi scusi, dottor Fede, ma le altre ragazze che lei ha visto alle serate Sì. erano tutte adeguate? Cioè lei ha visto sempre un vestiario all'arrivo ad Arcore e nel corso della serata di che tipo? Cioè consono secondo quali parametri? Consono Scusi. a sedere alla tavola o a tavola di un signore, in quel Sì. caso anche anche Presidente del Consiglio, più che adeguato. Benissimo. Quindi Maristel Polanco, Arisleida Espinosa, tutte queste signore avevano erano un vestito lungo, erano in lungo. Sì, in lungo. Sì. Benissimo. In lungo, Questo anche per la sua attendibilità. O abito corto, adesso Benissimo, praticamente. benissimo. Senta, lei ha detto che ad Arcore, nel corso della sua lunga frequentazione, io ho annotato tutte le sere in cui lei è stato ad Arcore, naturalmente, e ho qua pronto a esibire le scene o le serate in cui lei era compresente la signora El Marouk Karima. Ha detto che non ha mai visto spogliarelli totali o parziali e poi, anche con fare ironico, ha escluso che vi siano stati dei toccamenti lascivi, cioè delle interazioni corporee tra lei, il dottor Berlusconi e le ragazze. Mi corre l'obbligo di rilevare che in questa sede molti testimoni, le dico anche i nomi, hanno detto esattamente il contrario in riferimento a sere cui ella era presente. Lei. E faccio riferimento alla signora Tumini Melania, serata del 19 settembre 2010, Chiara Danese d'Ambra Battilana, 22 agosto 2010, Teatino, 6 gennaio 2010, Magdum Maria, 6 gennaio 2011, Magdum Maria, 12 luglio 2010. Allora, lei ha ragioni di scontro, di conflitto con queste ragazze di cui le ho fatto oggi i nomi? Per esempio la Tumini, lei la conosce? Io non ho Prima che il risponda, minimo alla ricordo di... valorizzazione, io vorrei che, pur nella suggestione della domanda, però fosse dato atto che sono stati sentiti innumerevoli testimoni proprio per quelle serate che hanno detto esattamente il contrario. Assolutamente. L'abbiamo già fatto in altre occasioni. Assolutamente, no, è corretta la precisazione cui mi associo. Sì, altre ragazze hanno, in riferimento alle stesse serate, negato quella dinamica dei fatti. La domanda era però, lei ha ragione di confronto, di scontro con tutti questi soggetti che le ho menzionato? Questi soggetti che lei ha nominato sono persone, non ho ragione di manfadille aggiungo io. Né incontro né di scontro, perché io non ho mai avuto con queste persone alcun tipo di contatto, né telefonico né diciamo privato, quindi per me sono persone... Io assolutamente, tranne uno o due che lei ha citato, credo solo Imam, le altre assolutamente non le ricordo. Questa che diceva, come si chiama, Maduga, vabbè, insomma, No, il Manfadille non lo ricordo bene. Maria Magdum. Io proprio non ricordo. Tumini Melania. Come? O Tumini Melania anche. Sì, non me ne ricordo assolutamente. Proprio
penso di non averle neanche conosciute. Molto bene. Senta, direttore Fede, lei ha voluto, come dire, stigmatizzare o evidenziare meglio il fastidio che l'ha colta quando ha visto Ruby ad Arcore, che lei ha definito inadeguata. Fastidio, inadeguata, è più corretto. Ha fatto anche riferimento a una sua sgradevolezza, mi pare di capire. Però dall'analisi dei tabulati risultano contatti telefonici fra lei e la signorina Ruby il 26 aprile 2010, il 27 aprile 2010, l'11 maggio 2010, il 15 maggio 2010, il 16 maggio 2010, il 18 maggio 2010, il 23 maggio 2010, il 23 maggio 2010. C'è una nota dove vengono, come i signori difensori puntualmente sanno, stante l'attenzione che mettono, dedicata appositamente ai contatti fra lei e la Ruby. Questi contatti, che sono documentati nei tabulati, innanzitutto le domando, il numero, legge il numero per favore, il numero 335 22 01 0147 è suo? È stato anche diffuso via internet. Vabbè, ho capito, ha ragione No, dire, posso rispondere? Posso rispondere? Sì. Parliamo del dopo. Erano intercettazioni telefoniche. Guardi un po' la durata della conversazione fra me e Madugali, come si chiama lei? Non ho capito. No, scusi. No, ma scusi, guardi, iniziamo a rispondere alla domanda se lei ricorda questo numero di telefono e se era il suo telefono. Questo è mio. Era il suo telefono. Allora, questa ragazza mi ha chiamato più volte, verso maggio deve essere stato, perché mi ha detto: ho letto sul giornale che verrai in Sicilia, posso venirti a salutare? La mia risposta è stata di 15 secondi, mi ha richiamata, la mia risposta è stata di 3 secondi, mi ha richiamata, la mia risposta, ha detto vabbè se vengo ci saluteremo, la mia risposta è stata di 5 secondi, mi ha richiamato, gli ho chiuso il telefono, mi ha richiamato, la mia risposta è stata di 8 secondi. Ecco, ma nemmeno in esito a questi reiterati contatti, seppur brevi, gli è affiorato alla mente il ricordo del settembre 2009, cioè che questa era minorenne? O lei glielo disse eventualmente, Ruby? Signor Pubblico Ministero, la vicenda disgraziata di Letojanni porta la data di settembre. Poi è Sant'Alessio Siculo, mi sembra, non è lei? Vabbè, comunque. Settembre, agosto che fosse. Le telefonate si riferiscono ad aprile o maggio, quindi ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio. Va bene. Le assicuro, guardi, io le ripeto un particolare, al ristorante Ibiza di Milano, io ero a cena con dei miei amici, lei era a un tavolo vicino, si è alzata questa persona per salutarmi e le persone che erano con me l'hanno guardato un po' così e io l'ho salutata girando la mano, come va? Bene, grazie. Cioè, vuol dire, non c'è stato, lei sa benissimo che il pomeriggio del 14 febbraio dai tabulati risulta che Ruby, mi permetta che Ruby, o che io ho chiamato Ruby o Ruby ha chiamato me alle ore 16 di quel giorno, soltanto che il numero era quello di Ruby e l'altro numero era il 38888 184, che era quello di Venemora. Invece era stato indicato come un accordo fra me e Ruby per andare ad Arcore. E guarda caso hanno sbagliato il numero, per carità, in buona fede non voglio fare altre invenzioni così, cioè, per dire che comunque la si voglia, non la volete, la si voglia girare. Io con Ruby non ho avuto nulla a che fare, non l'ho portata né a Milano, lei a Milano è arrivata attraverso Genova, questo, quell'altro, né ho avuto altri rapporti. Il fatto di dire sgradevolezza o non gradevolezza, io ho voluto evitare perché mi sembra corretto non arrivare a certi termini. Quando io ho visto che non sono razzista, ho fatto 8 anni di inviato in Africa, va bene? Rischiando la pelle ed ho grande rispetto anche del colore delle altre persone, però durante gli 8 anni d'Africa io ho mantenuto, è necessaria questa cosa, perché se avessi avuto altri tipi di tentativi avrei avuto l'AIDS e non sarei qui oggi, qui presente. Ho sempre fatto la mia vita regolare pensando a loro. Quando ho visto questa ragazza ho detto uffa, ma chi è? Ho aggiunto, e mi dispiace, chiedo scusa di averlo detto, ho aggiunto, c'è anche un cattivo odore.
perché lei sa, Presidente mi permetta, che per gli africani noi se abbiamo cose di cadavere, loro per noi hanno un odore di lepre o qualcosa del genere. Quindi vuol dire, era un fatto di sgradevolezza legata a questo. Non me la ricordavo, non l'ho portata, non l'ho accompagnata, non l'ho riconosciuta e in nessun modo mi sono riferito quella sera a Rubi, Rubacuori e come altro si chiama. Bene, l'ho ascoltata. Allora, direttore Fede, lei ha visto Rubi ad Arcore il 14 febbraio 2010, ci ha spiegato le modalità di questo incontro. Esatto. Poi risultano delle compresenze di celle, sia chiaro, ovvero i telefonini in uso a lei e alla signora Karima El Marug agganciano la cella radiobase che dà copertura alla residenza di Arcore dell'onorevole Silvio Berlusconi, il che crea una compatibilità di presenza in loco della minore. Le date sono il 27 e 28 febbraio del 2010, dopo il 14, dottor Fede, il 4 e il 5 aprile del 2010, il 24 e il 25 aprile del 2010 e l'1 e il 2 maggio del 2010, quindi una serie di serate notevoli. Lei ricorda queste serate in cui c'era Rubi? Scusi, mi dispiace, ma non ho capito la storia delle celle. 14, allora, sono altri. Guardi, Non l'ho semplifichiamo, capito. gliele dice poco alla volta, 27 e 28 febbraio, lei ricorda di essere andato ad Arcore, sì, in particolare si ricorda che era presente anche Karima El Marug. No, io di andare ad Arcore non posso ricordare perché ci andavo sempre, o quasi sempre. La presenza di Karim, veramente di questo sono certo, ad Arcore ha coinciso con le mie presenze 2 volte. quindi lei ricorda 2 volte. 2 volte, la prima Benissimo, volta benissimo. La prima volta del 14 febbraio e l'altra volta sa collocarla? francamente no, però attenzione, voglio dire questo, ci sono testimonianze che io ho letto, mi permette Presidente. Ci può dire quello che ricorda lei intanto, signor Fede? Ci può dire quello che ricorda lei? Lei ricorda la seconda volta, quando l'ha vista la seconda volta? Io per essere largheggiare dico 3, secondo quel che ricordo io, tanto era l'interesse per questa persona, 2, diciamo 3, però le date francamente non le posso collocare in Faceva nessuna caldo, maniera. faceva freddo, In nessuna maniera. il 14 febbraio certo faceva freddo, dopodiché quando l'ha rivista faceva freddo, faceva già caldo. No, posso dire una cosa, che in macchina con me Rubi non è mai andata ad Arcore. Questo non gliel'avevo chiesto per la verità. Però io volevo sapere, lei ha detto prima, dice io non ho informato il dottor Berlusconi dell'età di Rubi perché manco me la ricordavo questa età, e questo l'ha detto. Adesso io le domando, il 14 febbraio abbiamo focalizzato la prima data, poi io le ho detto altre date, lei ha visto, era presente sempre Lele Mora quando c'era Rubi innanzitutto, le volte No. in cui lei ha visto Rubi ad Arcore c'era Lele Mora? Una volta me lo ricordo. La prima ha detto, no, il 14 Sì, febbraio, su quello... signor pubblico ministero, non posso far coincidere presenza e presenza, non ci riesco. Ma lei ha visto Lele Mora quando si entra in una casa, Sì. di solito l'ospite nuovo viene presentato al padrone di casa, nella Sì. normalità dei rapporti relazionali. Allora io le dico, il signor Mora, lei ricorda che se ebbe modo di presentare Rubi a Silvio Berlusconi? Non ero presente, no, non è che sulla porta c'era l'ingresso del Presidente che salutava e l'altro che Vabbè, presentava. il corso della No, strada. ma lo dico senza ironia, cioè io c'erano diversi salotti, io l'ho vista, c'era l'aperitivo prima di andare a tavola, cioè non ricordo come e se Lele Mora, certamente l'ha presentata, Lele Mora l'ha presentata, non è che, vede, è un fatto morale dal quale ho voluto tentare in ogni modo di sganciarmi nella realtà, che io non ho portato Rubi a Milano, io non ho invitato Rubi a Milano, io non ho portato Rubi ad Arcore, io non ho avuto nessun collegamento che in qualche modo possa farmi cadere addosso l'istigazione alla prostituzione minorile. No, ma mi fermo. Io le ho domandato una cosa specifica, se lei ha sentito No. Mora, No, Rubi, non il ero dottor presente. Berlusconi parlare. Non ero presente, La non ero risposta presente. è no, è corretto? È Come? corretto. No, lei dice non li ho mai sentito parlare. No, mai. Oh, basta. No, fra me e il Presidente o fra me e Mora? Lei, se lei ha visto Lele Mora presentare No, e no. parlare
con Rubi e Berlusconi. Assolutamente no. Senta, lei prima ha detto che queste due ragazzine, Chiara e Ambra, che poi sono Chiara Danese e Ambra Battilana, le sono state presentate da Salemi, poi ha detto che si è avvalso la facoltà nel rispondere, tacendo la verità e via dicendo. E lei ha detto che una delle due ambiva a fare la meteorina, ma era inadeguata perché è troppo giovane. Certo. Ho capito bene, è corretto? Sì, esatto. Benissimo. Poi lei è andato a cena con queste due ragazzine, però, al ristorante Bulgari. Allora, vuole spiegare la ragione per la quale lei è andato a cena da Bulgari con queste due, che lei ha detto erano talmente giovani, con queste due ragazzine? No, scusi, dottor San Germano. Sì. Io non ricordo se è stata la stessa occasione per la quale poi ci andiamo a cena insieme, non mi ricordo assolutamente. Vede, so che devo rispondere alle domande, ma c'era una persona che poteva rispondere tranquillamente alle domande e assumersi delle pesantissime responsabilità. Io so che le due ragazze non hanno subito il minimo martirio, psicologico naturalmente, cioè, mi sfugge il particolare perché queste due persone non hanno rappresentato in alcun modo un interesse, né hanno proseguito una serata lì. E loro dicono che cosa hanno visto, io non lo so, non so cosa possono aver visto, perché siamo andati via a 00:15, siamo arrivati alle 11 e siamo andati via a 00:30. Ora, io per correttezza non gliele contesto perché lei si è avvalso in via preventiva, però le faccio riferimento al fatto che ci sono le intercettazioni anche sue, in atti, sì. Con riferimento a questa serata, mi pare delle 18 giù di lì, quando le ragazze dal Lago d'Orta defluiscono e c'è la chiamata con Salemi. Allora, chi invitò le ragazze ad Arcore? Da chi promanò la iniziativa di portare le due ragazzine, Chiara Danese e Ambra Battilana, ad Arcore? Da Lele Mora. Da Lele Mora? Certo. Benissimo, ha risposto. Perfetto. Ma Salemi era in diretti rapporti con Lele Mora. Certo. Quindi lei esclude, benissimo, di aver avuto un ruolo personale. Senta, Imam Fadil ha reso un'articolata testimonianza sia in questo processo che nel processo suo. A noi interessa questo. Secondo la ricostruzione fatta dall'ufficio di procura, ma anche secondo le dichiarazioni rese dalla signora Imam Fadil, la stessa si sarebbe recata ad Arcore nel febbraio del 2010, nel maggio del giugno del 2010, nell'agosto del 2010, segnatamente il 25 agosto del 2010, poi sarebbe stata più volte, anzi nell'agosto del 2010, e poi è stata appunto anche il 29 agosto, il 4 settembre, il 5 settembre, quindi un certo numero di partecipazioni ad Arcore, di cui una abbiamo detto al lago, all'Esa mi sembra. Ecco, in tutto dovrebbero essere 8 partecipazioni, di cui una in concomitanza, secondo quello che dice la signora Imam Fadil, con il compleanno di Aris Espinosa, Aris Leida Espinosa intesa Aris. Questo dovrebbe essere il 5 settembre. Allora, lei in alcune di queste date era presente, per esempio il 25 agosto del 2010 e in altre date. Lei sa se la signora Imam Fadil ha percepito dei soldi dal dottor Silvio Berlusconi? Assolutamente no, la mia risposta è cumulativa. Per tutto ciò che può riguardare passaggio di denaro comunque, mai alla mia presenza c'è stato assolutamente mai. Senta, le risulta che la signora Maristel Polanco partecipasse alle serate di Arcore? Direi di sì. Maristel, le risulta che la signora Maristel Polanco fosse adusa ad introdurre, a portare con sé anche degli ospiti nuovi? Mi risulta benissimo che qualche volta arrivava assieme a delle sue amiche che non conosco. E le risulta che queste nuove ospiti, queste amiche di Maristel o la stessa Maristel, in funzione della partecipazione di queste ragazze alle serate, percepisse dei soldi? Dottor San Germano, io non sono Spinelli. Lei non è? Io non sono il ragioniere e il cassiere di Berlusconi. Non so se hanno ricevuto, poi l'ha dichiarato, alcune cose le ha dichiarate anche lui. Vorrei non... Ma questo se risulta a lei. Se risulta a lei
Sto dicendo, ma come fa a risultare a me che manco le conosco? Benissimo. No, ma scusi che le rispondo così, non esiste, io non ero lì né a fare il cassiere né a fare altro. Maristel Polanco ebbe modo di portare un ballerino cubano a Come? casa, un ballerino cubano a casa del... C'è Non ho opposizione. capito, scusi, non ho capito. Aspetti, signor Fede, perché l'avvocato Longo vuole dirci qualcosa. La pubblica accusa ha più volte interloquito sulla strategia della difesa. Io non voglio certamente interloquire sulla strategia della pubblica accusa, ma questa domanda in rispetto a questo processo io veramente non so se possa essere ammessa. Sono ammaestrato dalla esperienza con lei, signor Presidente, per cui per una logica di comprensione generale sono state ammesse centinaia di domande che francamente a noi paiono ancora adesso fuori dal campo di imputazione. Questa rappresentazione del ballerino, ecco, mi sembra veramente un fuor d'opera. C'è opposizione, sarà ammessa come immagino, ma rimanga agli atti la mia posizione. No, questa del ballerino mi è nuova. Avvocato Longo, si vuole rispondere alla domanda? Presidente, devo rispondere soltanto in una maniera. Io non lo so se anche mi chiedete che scarpe portavano, io non ho visto nessun ballerino, non me lo ricordo, ma poi, scusi, io sono... L'ha visto o no? Perché la risposta, se lei dice no, è finita la risposta. Se lo ricorda o no questo ballerino? Ha già risposto. Perfetto. Ha detto che non lo ricorda. Benissimo, allora vado oltre. Ho visto nessun ballerino. Senta, le risulta che taluni degli ospiti di queste serate a casa dell'onorevole Berlusconi abbiano scattato delle fotografie o abbiano tentato di fare delle videoriprese? No, non mi risulta, ma è un problema che si sta ponendo adesso, no? All'epoca erano delle cene, delle cose che si poneva il problema. Scusi, guardi, signor Fede, lei partecipava alle serate, alle cene, alle serate dopo, c'era qualcuno che scattava le foto, vi mettevate in posa, facevate i filmini, forse quello che ricorda lei, Forse si erano fotografate fra loro, non me lo ricordo. Lei ha mai erogato delle somme di denaro a qualcuno affinché le distruggesse le foto o gliele desse indietro, non le effettuasse? Questa è una parte dell'intercettazione. Aspetti un momento, signor Fede. Di esame questa parte qui, perché riguarda tra l'altro tutto l'argomento su cui si è avvalso. Quindi io lo faccio presente. Sì, non è che mi avvalgo, sì, dovrei frugare, ma io non ho mai letto tutti. No, non abbiamo capito. Non abbiamo capito l'opposizione, avvocato Ghedini. Perché questa domanda trae origine dal materiale per cui il direttore Fede si è avvalso in blocco. Delle intercettazioni lei dice? Sì, certo, ma sono oggetti, la domanda trae origine da lì e io non ho mai fatto noi non abbiamo fatto mai nessuna parte dell'esame che riguardasse fotografie, richieste di denaro o quant'altro, volutamente perché immaginavo di farlo poi con le intercettazioni, quindi non credo che il controesame possa vertere su una materia che era totalmente stata pretermessa dall'esame. Aspetti un momento, vuole parlare avvocato Longo perché abbiamo visto che si è avvicinato. Il tema è già stato proposto poco tempo fa e il Presidente ha detto, se ricordo bene, che era vero l'assunto che veniva posto dalla difesa, ma tuttavia, essendo il materiale dell'intercettazione versato in atti, la domanda poteva essere fatta. Così ha detto, se ho ben interpretato. No. Se ho ben interpretato, se poi ho mal interpretato mi siedo e non se ne parla più. Allora il problema però è bypassato, è formale la questione. Se non abbiamo fatto l'esame su questi argomenti, non è che si può fare il controesame su questi argomenti solo perché ci sono altre fonti, perché l'argomento è francamente non convincente. Ecco, volevo ribadire questo concetto.
Allora, il tema non ha formato oggetto dell'esame, dopodiché incontro esame, pubblico ministero, la sua domanda non è ammessa. Signor Presidente, vado oltre. Le risulta che il dottor Berlusconi nel corso delle serate effettuasse dei controlli sulle ospiti o sugli ospiti per vedere se avevano telefonini o qualcosa, o impedisse la realizzazione di filmati, effettuasse dei controlli è la domanda. È una domanda sulle serate, Sì. Ecco, perfetto. Non ha mai esercitato tutto questo perché ha ritenuto che i suoi ospiti fossero persone da non essere perquisite. Benissimo, e questa è la risposta. Posso aggiungere e neanche intercettate. Va bene. Senta, le modalità di accesso alla casa. Quando le modalità di accesso alla casa, lei ovviamente era ampiamente conosceva il dottor Berlusconi da 24 anni, ma lei sa se le ospiti all'entrata o a qualcuno dovessero rilasciare un'identità o dei documenti? Dottor San Germano, io tanti ruoli ho avuto nella vita, non quello di essere il custode dell'ingresso di Berlusconi. No, questo sicuramente. Di Villa Arcore, no. Io ero dentro un ospite, non avevo altri incarichi che essere ospite e tentavo di rispettare la persona che mi ospitava come avrei rispettato chiunque altro mi avesse invitato. Io per poter sapere questo devo stare al cancello e dire tu chi sei, fare il bodyguard. Poteva averlo visto. Non avevo il fisico. Va bene. Ma lei l'ha visto qualche cosa, come erano le modalità di accesso alla villa di Arcore o non ha mai fatto caso a nulla? No, Presidente, perché io entravo e basta, mi sedevo in uno dei salotti, chiacchieravo, cioè Quando arrivava in compagnia di altre persone, Come? le è mai capitato di arrivare in compagnia di qualcheduno? Andava sempre da Mi è solo? capitato di dare passaggio a qualcuno perché il Presidente o chi per lui mi diceva guarda fammi la cortesia, siccome c'è la tale che devono venire a cena, ti spiace passarla a prendere? Erano più o meno sempre le 2 o 3 persone che erano in un angolo diciamo della città vicino, e anche quando andavo via c'è il direttore che torna a Milano, c'è qualcuno che vuole approfittare? E io le accompagnavo, devo dire pigramente, da Piazzale Loreto, dove ripeto, fermavo, pagavo il taxi, quanto è per andare, non mi ricordo, mettiamo via Ripamonti, pagavo il taxi, fermavo, salutavo Corrado, il custode dell'edicolante, prendevo i giornali e tornavo a casa. Quindi Quando arrivava alla villa di Arcore in compagnia di qualche sua ospite, sa come entravano queste altre ospiti? No, guardi Presidente. Che lei magari era conosciuto, dopodiché se arrivavano delle persone che invece non erano note come lei. Io avvertivo la guardiola 039 eccetera eccetera, sto arrivando, loro venivano dal primo il cancello. Di persone invitate da me ex novo mai. Non so quale fosse il controllo, se c'era controllo, ma però ripeto, era la natura di lui, del padrone di casa, lo chiamavo presidente, ex presidente, Berlusconi eccetera. Io poi, vede, sembra una sciocchezza, ma per me è vero 24 anni di amicizia, ma per me io lo chiamavo sempre presidente, lui mi chiamava Emilio, io non l'ho mai chiamato Silvio, cioè vuol dire è sempre stato un rapporto di rispetto, quindi ho sempre ritenuto. Dica. Scusi, non so, mi fermo, io lo ho so. fatto la domanda sui controlli, perché se poi lui divaga, Ma se le risultavano o meno Che controlli. cosa? Controlli all'entrata. Mai. Ah, perfetto. Non c'erano controlli per quanto le risulta. Torniamo un attimino alla serata del 5 settembre 2010 sul lago. È stanco? Perché se è stanco si può rivolgere al Presidente. Del 5 settembre? Un momento, pubblico ministero ne è ancora per molto, perché noi abbiamo un problema di ordine tecnico. Pochissimo, signor Presidente. Cioè dobbiamo proprio... Pochissimo. Vado a conclusioni. Quanto manca? 5 minuti, perché dopo un problema tecnico dobbiamo sospendere per cambiare il nastro. Lei sa se quella sera
alla Villa Campari vi fosse presente una ragazza montenegrina di nome Catarina? Certo, l'ho detto prima. Le risulta che questa ragazza abbia una sorella? Più grande, maggiore? 2 sorelle, vedo che fa il cenno con la mano. Quante sono in tutto? Lo dica. Lo dica. 3. 3. 2 gemelle e una caposorella. E questa ragazza è una? Caposorella, per dire, sono più Non ho piccole. capito, caposorella, No, no. la sorella maggiore sarebbe, La sorella giusto? maggiore. Sì, Ha scusi, un la- rapporto con il dottor Berlusconi questa sorella maggiore, Come? che lei sappia? Ha un rapporto con il dottor Berlusconi? Si conoscono? Si conoscono, sì. E ha un rapporto con il dottor Berlusconi? Rapporto di conoscenza. Di mera conoscenza? Credo di sì. Di ma- cordialità? Di cordialità? Come lo vuole definire questo rapporto? Ah sì, boh. Beh, grazie, non ho altre domande. Grazie per questo. No, un'unica precisazione. Lei svolge la professione di giornalista da quanti anni? 27 anni di RAI, 24 anni con Berlusconi e 5 anni alla carta stampata, Gazzetta del Popolo, Giornale d'Italia e Messaggero. Le disse mai l'onorevole Berlusconi, conoscendo anche questa sua qualifica, di tenere riservate le serate? Come tenere riservato, Sì, scusi? riservate, di non raccontarlo a nessuno, che non dovevano essere oggetto di propalazione il contenuto delle serate. Le disse mai di tacere della presenza delle ragazze, di non dirlo a nessuno? Non abbiamo mai parlato, ma vede, l'ho detto prima riferendomi, perché non erano solo le serate, non è che io fossi lì soltanto No, ma per... quelle serate le fu mai chiesto dall'onorevole Berlusconi di tenerle riservate? Ma scusi, non c'era... Ma scusi, non c'era ragione, perché che cosa devo tenere riservato? Ma io, cioè, non l'ho capito. Ma mi basta che lei mi risponda sì o no, cioè se l'onorevole Berlusconi le disse di tenere riservate. No. Nessun'altra domanda, grazie. Abbiamo terminato. Via. Grazie, può andare, abbiamo finito. Chiedo scusa per quel eccesso di tono. Abbiamo completato. Umanamente Interrompiamo 2 minuti. è comprensibile. Sistema il nastro.